benvenuti. Oggi siamo alla quarta puntata del nostro Dipende tutto dall'alzata e finalmente questo europeo sta imboccando l'imbuto per arrivare a portarci alla finale. Però prima di iniziare io devo per forza fare un mea culpa e devo chiedere scusa umilmente a mia sorella, perché l'altra volta lei ha detto che l'ho bacchettata sui denti per quanto riguarda la ipotetica finale. Ipotetica, la presunta finale, cioè quella che lei pronostica che sia Italia-Polonia. Lei l'ho detto no, guarda, non è impossibile. Ma perché ho detto questa sciocchezza? Perché è una sciocchezza? Perché rifacendomi a uno schema che avevo visto su internet, che era strutturato come i tornei di tennis, io ho visto che l'Italia era subito sopra, l'Italia vincendo con la Macedonia e sperando oggi con la partita con l'Olanda, incrociamo le dita, passando il quarto, si trovava dove c'è la Polonia, Belgio, Serbia Ceca, qui sopra, quindi Italia e Polonia qui. Ma se voi controllate meglio le freccette, l'Italia invece va a incrociare ovviamente con la vincente fra Francia e Romania. Quindi è possibile che la semifinale sia in effetti Italia-Francia, e poi la finale, sempre si come spera, avevo detto io, come aveva detto. Quindi dopo questo mea culpa vi dico anche che nel nostro collegamento con la storia avremo un super ospite, veramente una persona eccezionale che con la pallavolo. Posso spoilerare? Non si spoiler, non fare come Biggio che fa con Fiorello, che ogni volta gli dice no, non te lo permetto, che la prossima volta ti mando a casa prima. E invece l'ospite in studio, graditissimo, anche lui simpaticissimo, io già gli ho chiesto di tornare perché è veramente una persona super anche lui, che lo viene presentato. Non lo spoiler, lo presento e basta. Lo presenti e basta, prego. Giovanni Barbagallo, direttore, spero di non sbagliare perché ho fatto 2 presentazioni e anche lì sono stata bacchettata. Direttore tecnico pallavolo Rumi. Grazie di essere... Grazie a voi, bellissimo essere qui. Veramente un'idea fantastica come quelle che avete avuto sempre negli anni, perché ho avuto modo di seguirvi, e quindi grazie per questo spazio che dedicate alla pallavolo, perché credo che ce ne sia bisogno. Grazie. E quindi ritornando un attimino agli europei, io sorvolerei sulla partita contro la Macedonia del Nord, che veramente... Ma quale, quella di pallavolo o quella di calcio? No, il calcio io non... Per motivi diversi sorvoliamo. Sorvoliamo, sì, io non mastico molto il calcio, anche se in passato diciamo l'ho seguito, ma possiamo chiedere a Giovanni, che forse di calcio ne capisce più di noi. Italia-Macedonia? Stiamo andando maluccio, è un risultato brutto e anche lì lì problemi. Qui no. Qui per adesso no, godiamoci la pallavolo. E con questo 3-0 veramente senza nessuna storia, l'Italia arriva così ai quarti e stasera incontrerà l'Olanda, una partita veramente molto molto impegnativa. Insidiosa. Come? Insidiosa. Molto insidiosa, come dice mia sorella, molto insidiosa. Però prima di addentrarci su questo, 2 paroline sull'attività di Giovanni. 2 paroline mi sembra poco, perché la Rumi esiste da 45 anni. Non l'avevi tu perché non hai 45 anni. Quanti ne hai? 43. Quindi la Rumi è più vecchia di te. Sì, la Rumi è più vecchia di me. Quello che dico spesso ai miei collaboratori è che la Rumi è come l'elefante in Piazza Duomo, quindi c'era da prima che io nascessi e ci sarà anche dopo. È un'istituzione ormai della pallavolo catanese, con la sua opera, io ritengo più sociale che sportiva, però è chiaro che dobbiamo dare spazio a tutti, a quelli che hanno piacere di divertirsi e anche a chi ha piacere di sognare, magari anche avendone i mezzi. Quindi diciamo che un po' hai cambiato l'indirizzo del lavoro della Rumi? Si può dire così? In realtà no, Donatella, perché io credo che da sempre la Rumi abbia avuto una vocazione sociale. Ecco, non c'è stata mai l'ambizione, non so perché, però... Di vincere, tu dici? Cioè la ricerca del risultato non c'era. Ecco, c'era la ricerca di far stare bene i ragazzi, di coinvolgere in attività sane, di toglierli dalle insidie delle strade, di dargli una possibilità. Una possibilità di crescere, una possibilità di accompagnamento, ecco questo. E quindi scusami, da questo nasce l'accordo con le società di Serie A?
Quella fa parte dell'altra parte, quindi c'è la parte sociale, la parte ludica che accontenta tutti, e poi c'è la parte agonistica dove... ne parleremo dopo. Ci siamo, anche noi, ci siamo. Hai avuto l'anno scorso, quest'anno, grandissime soddisfazioni. Allora, dopo sempre questo braccio di ferro fra me che voglio parlare degli europei, e Donata invece che sempre tira l'acqua al suo mulino. Ma io gli europei li vedo da tifosa, cioè non riesco, cioè io mi appassiono alla storia della Rumi, alla storia di Giovanni, perché forse è un po' quello che io in piccola parte ho fatto e avrei comunque continuato a fare. Tu invece un altro speciali campionati europei, va bene. E quindi adesso continuiamo la nostra trasmissione e passiamo a questo che è il collegamento con la storia che io attendevo, anche Donata, anche Giovanni. Quindi iniziamo con lo stacchetto per il collegamento con la storia con il nostro super ospite. Lucchetta, ricezione, Diago, palla per Despain da seconda linea, Lucchetta difende, c'è il Bagher, Topoli, il palleggiatore può solo appoggiare, Diago, proviamo col muro, resta in campo cubano, il pallone non cade, lottiamo ancora a rete, Lucchetta, Paolo, Bernardi, campioni del mondo, sul tetto del mondo! È il grande momento sul tetto del mondo, 16 a 14, grande Italia, è il momento della gioia, campioni del mondo, momento eccezionale. Come avete visto dalla nostra sigla abbiamo aggiunto le immagini di Rai Sport e la voce inconfondibile, sicuramente l'avete riconosciuto e noi lo abbiamo qui come ospite, Jacopo Volpi, che era proprio la voce di quella meravigliosa telecronaca che ancora a sentirla adesso fa venire i brividi. Ciao Jacopo, benvenuto! Ciao a tutti, buongiorno, Ciao, grazie Jacopo. perché ogni volta che la sento, poi qui siamo in casa Pizzo, quindi insomma stiamo parlando di pallavolo seria, di livello, dai. Grazie. Ovviamente siccome appunto volevamo parlare di questo primo mondiale vinto dall'Italia e chi se non tu può raccontarcelo sia da fuori dal campo, da come l'hai visto tu, sia con qualche aneddoto, con qualche episodio magari fuori dal campo. Raccontaci ancora quello che senti quando senti queste parole. Allora, come tu sai meglio di me, diciamo gli anni che passano fanno sì che uno non si emoziona di meno, ma si emoziona sempre di più. Quel mondiale del 90 fu una cosa bellissima. L'Italia veniva da un periodo non molto tranquillo, perché sì, aveva vinto l'Europeo del 1989, la prima grande vittoria importante di quel gruppo. Nel 1990 l'Italia fece tutta una serie di partite contro Cuba di amichevoli, non vinse mai una partita, ma neanche un set, non vinceva mai, venivamo presi proprio completamente appallati da questa squadra, ma che proprio ci dominava il lungo e il largo. Poi iniziò il girone di Brasilia, l'Italia fece 2 partite, 2 vittorie molto faticose, ci fu una riunione notturna perché volevano lasciare in panchina Zorzi e Tofoli, far giocare il grande Fefè De Giorgi e Gianni opposto. Diciamo che il golpe riuscì a metà perché giocò Gianni, Zorzi partì in panchina e De Giorgi invece poi rimase lui in panchina e giocò Tofoli. Poi entrò Zorzi dopo e fece uno sfracello, veramente fu uno dei grandi protagonisti della vittoria mondiale. L'Italia nella terza e ultima partita aveva nuovamente Cuba e fu un altro 3-0 a favore di Cuba, una partita pesantissima, allucinante, giocata benissimo dai cubani eccetera. Io la mattina dopo prendo l'aereo con Velasco e lui mi dice: guarda che Cuba ha dato tutto, non ci batteranno mai più. Io lo guardo con lo sguardo di chi pensa che sta parlando con uno e sta fuori di testa completamente. E invece c'aveva ancora una volta, c'aveva ragione lui, io pensavo che non avremmo mai battuto Cuba, poi partì una cavalcata dagli ottavi di finale eccezionali, da Brasilia passammo a Rio e anche l'ambiente era sicuramente più divertente e poi arrivammo a questa meravigliosa finale con Cuba, passando per una semifinale con il Brasile molto importante. Sì, appunto ti chiedevo, i ragazzi come hanno vissuto questa cosa? Cioè tu eri proprio a contatto, penso, anche nel prepartita, anche diciamo nei momenti di relax. Chi ti ricordi in modo particolare dei protagonisti di allora?
Beh, dei protagonisti di allora mi ricordo in particolare Lorenzo Bernardi, che arrivò in grande forma fisica ma in forma psicologica a zero, perché aveva perso il papà da un paio di mesi. E ci fu, piano piano cominciò a diventare grande protagonista. Zorzi, che iniziò in panchina, a un certo punto entrò in campo negli ottavi di finale, sbagliò 7-8 palle da prima, seconda linea, eccetera. A un certo punto cominciò a giocare bene e dopo divenne irrefrenabile. Lucchetta, che è stato il grandissimo protagonista dentro e fuori dal campo, ha veramente messo a posto tutte le situazioni, come voi sapete meglio di me. Sì. Un gruppo che sta insieme 24 ore al giorno non può non avere dei problemi. E Lucchetta era quello, insieme a De Giorgi, insieme a Andrea Anastasi, che riusciva a mettere a posto tutto quello che c'era da mettere a posto. Poi esplose anche Bernardi, insomma, il resto è storia. Diciamo che quello fu il primo, il primo grandissimo risultato del decennio di Velasco, che tu hai seguito ovviamente, sei cresciuto un po' con loro e sei stato tu stesso a coniare la ormai famosissima definizione di generazione dei fenomeni, credo presa dalla canzone degli Stadio? Sì, presa dalla canzone di stadio, ma in quel momento io non pensavo alle stadio, non pensavo a niente. Io andavo con un pezzo di carta a fare delle cronache di pallavolo, perché all'epoca proprio non è che avessi grandi appunti, sapevo tutto, conoscevo tutti i giocatori, ero molto molto appassionato e molto dentro l'ambiente. Quindi non so per quale motivo nel 1994, quando l'Italia vinse il secondo mondiale ad Atene, giocando anche lì una pallavolo di livello proprio stratosferico, mi uscì fuori questa frase: questa è una vera e propria generazione di fenomeni. Dopodiché sono sceso a fare interviste molto tranquillamente, eccetera. Il giorno dopo tutti i giornali mi hanno chiamato e mi hanno detto: abbiamo fatto tutto il titolo con questa frase. E ancora adesso si parla dei fenomeni. Esatto. Cosa che fece un po' inquietare Velasco, perché Velasco dice: questi non sono dei fenomeni, questi sono dei ragazzi che sono arrivati lì grazie a un lavoro di ore e ore, di giorni, di mesi e di anni. E questo faceva parte della nostra dialettica prima e dopo le partite, sempre. Ma se si potesse fare una percentuale di merito, se così si può dire, quanto merito è stato di tutto quel decennio, quanto merito è stato di Velasco e quanto dei giocatori, di questi che lui non chiama fenomeni, ma sicuramente fenomeni erano? Erano qualcosa più di fenomeni. L'unica cosa purtroppo sfortunata è che sono nati tutti insieme. Secondo me avremmo potuto ancora vincere per diluirsi in seguito. E Velasco ha avuto un merito enorme, quello di sdoganare la pallavolo. La pallavolo con Velasco è diventato uno sport da prima pagina. Lì il grande inventore di quel gruppo si chiamava Gianfranco Briani, segretario della federazione. Li mandò nel 1985 tutti a fare il militare insieme a Bologna. Arrivarono in finale del mondiale juniores e persero in finale con una Russia che era ancora imbattibile. In quella squadra c'era Topoli, c'era Zorzi, c'era Cantagalli, c'era Gardini, c'era Claudio Galli, insomma piano piano poi si aggiunse Bernardi. Lucchetta era già più grande, era fuori per età, era già in nazionale A. E quindi Velasco ha questo grandissimo merito, ma i giocatori hanno proprio in percentuale tutti lo stesso merito, sono stati veramente eccezionali. E con Velasco era dura, perché uno che tirava molto la corda, quindi dopo un po' nello spogliatoio c'erano delle frizioni inevitabili. Senti, se ti chiedessi un paragone fra quella nazionale e quella che sta disputando gli europei adesso, quali differenze potresti sottolineare? Allora, chiaramente è un tipo di gioco diverso, all'epoca non c'era il libero e l'Italia adesso ha un libero fenomenale. Questo Palazzo secondo me rimane il più forte libero del mondo, ha un alzatore che è una specie di computer. Topoli, forse delle mani addirittura migliori di quelli di Giannelli, però stiamo parlando proprio di decimi. E la via ogni tanto mi ricorda Bernardi, quando attacca quella palla alta su un'alzata non perfetta e riesce comunque a gestirla bene, quello è importante. Mi fa impazzire Micheletto perché c'ha veramente la sfrontatezza del giovane. Cantagalli invece era l'altro grande martello, poi c'è stati anche Bracci e Pavi, non dimentichiamolo. Era il libro da pallavolo, cioè se tu vuoi insegnare a qualcuno come si fa nei momenti da pallavolo, prendevi Luca Cantagalli, ricezione, attacco, difesa, battuta, era perfetto. Ci sono dei paralleli e questa nazionale per me ha un allenatore pazzesco, perché De Giorgi per me è, cerco di sfuggire alla retorica, ma essendo un grande uomo, a parte di grande intelligenza e di grande umanità, è comunque un allenatore durissimo in palestra e con una visione di gioco eccezionale, degna di tale alzatore, no? Assolutamente, il ruolo che io preferisco. Una domanda: il nostro ospite Giovanni Barbagallo vuole chiederti qualcosa, sentiamo. No, così parlavamo appunto di palleggiatori, guarda caso De Giorgi, Giannelli,
poco fa nella pausa pensavamo, fortunatamente Giannelli è giovane, però fra 10 anni, 15 anni o comunque anche a breve termine ci sono giovani che possono ambire comunque a stare nel gruppo della nazionale, oltre ovviamente Sbertoli che ne già fa parte. Parlo di qualcuno più giovane, perché io ho fatto un nome, però voglio sapere da lei, direttore, se c'è qualche palleggiatore molto giovane che comunque è in A1, ecco, dico dei più giovani italiani in A1, se c'è qualcuno che la entusiasma particolarmente. Secondo me l'alzatore di Milano è molto bravo. E come si chiama, direttore? È giovane, Porro mi pare, no? Porro. Ho vinto, direttore, ho vinto. Ha vinto perché mi ha detto Porro. Grazie, eravamo messi d'accordo prima. Non solo, ma io ho avuto la fortuna di vederlo giocare anche a pitch. È un fenomeno pure a pitch. Ah, sì? Ha la fantasia dei palleggiatori, lo possiamo dire senza offesa, del nostro periodo, voglio dire, in cui c'erano dei palleggiatori dal grandissimo Mario Mattioli, a Catania c'era Tony Alessandro, Pupo Dall'Oglio, Lazzeroni, Marco Venturi. Ecco, lui ha quella, mi ricorda più palleggiatore vecchia maniera, eccetera. Però la cosa bella è che tutte le nazionali nella scorsa stagione hanno vinto il titolo europeo, hanno fatto le finali mondiali, cioè insomma, secondo me dal punto di vista tecnico la federazione sta all'avanguardia. C'è forse da lavorare su altri settori, ma tutte le squadre giovanili hanno vinto qualche cosa. Questo credo che sia veramente una cosa molto molto importante. Quindi, a parte il grande alzatore del futuro che ce l'abbiamo, ma io credo che altri 10 anni con Giannelli ce li possiamo garantire, dai. È un similbullo Giannelli. Assolutamente sì. Anche più tranquillo in campo. Guarda caso il direttore tecnico delle nazionali giovanili, quando hanno vinto tutto e non hanno lasciato nulla in Europa, era Julio Velasco. Quindi poi tutto torna nella vita e quindi anche nella pallavolo. Da quei grandi successi poi Velasco, appena è diventato direttore, è vero che c'era stato il lavoro di base, però ha dato quel quid che ha consentito qualcosa che credo difficilmente si possa ripetere. No, ma io l'ho detto prima, la grande abilità di Velasco è che ci ha fatto diventare sport nazionale ed internazionale, cioè ci ha sdoganato, come si dice in gergo. Però dal punto di vista degli allenatori ci sono proprio tanti in Italia bravi, Jacopo, bravi, giovani. L'ultima domanda, se mi fanno entrare un secondo, ovviamente è il tormentone, e non possiamo non chiederti, Egonu Mazzanti, una battuta, non voglio entrare troppo, sì. No, guarda, non mi metti assolutamente in difficoltà. Io reputo Mazzanti un grandissimo allenatore e un personaggio eccezionale, però si sono portati troppo avanti col lavoro nella nazionale femminile, parlo col lavoro in senso metaforico, nel senso che lì bisognava fare una scelta subito, portare, nessuna meglio di te sa, che portare una campionessa come la Egonu per poi farla giocare a metà, eccetera. Oppure bisognava raccontare tutta la verità. È vero che la Egonu si allena poco male solamente quando ha voglia? Diciamolo. È vero che era un problema, ma tu non mi levi altre giocatrici importanti come la De Gennaro, che ti avrebbero sicuramente garantito la finale mondiale, la finale europea. Nei giorni scorsi, oppure la stessa Chirichella, ottimo cambio, o la Bosetti che avrebbe dovuto far riposare Emilia Massilla nel momento in cui la povera capitana è andata un po' nel pallone, anche perché la ricezione non funzionava più, le alzate erano sui 4 metri oppure basse, e quindi a quel punto anche lei è un po' crollata. Per me sarebbe stata la cosa migliore dire la verità. Dov'è il problema? L'Antropova ha 20 anni, diventerà, tra 2 anni sarà immarcabile, però ha 20 anni, è diventata italiana, ha fatto 7 giorni scarsi di ritiro, hanno fatto una serie di errori enormi. Non c'è un vincitore qua a vincere la Coppa internazionale. Assolutamente. Tutta la serie, per noi che amiamo la pallavolo e sappiamo che quella squadra poteva vincere il titolo europeo, ci sono solo sconfitti. Ora andiamo al preolimpico e incrociamo le dita. Grazie. Allora, Jacopo, sei stato veramente un ospite super eccezionale, sia per quello che hai raccontato, sia la persona competente che sei. Forse ti disturberemo qualche altra volta, se ci consenti. Quando volete, sono qua. Perfetto. Benissimo. Grazie. Di pallavolo sempre. Perfetto. Grazie, ti salutiamo. Buon lavoro a voi, un ciao. Saluto a tutti. Ciao, arrivederci. Ciao. Grazie. Ciao. Abbiamo appena salutato Jacopo Volpi con l'emozione
del campionato mondiale vinto nel 90 e rientriamo ovviamente sugli europei, con l'attualità degli europei. L'Italia che stasera, come abbiamo detto prima, giocherà contro l'Olanda. Ora, l'Olanda allenata da un italiano, da Piazza, da Roberto Piazza, che l'anno scorso, lo ricordiamo, ha portato Milano a un passo dalla finale scudetto, quindi deve essere sicuramente un tecnico di grandissimo valore. E l'Italia, diciamo che ha avuto un girone facile anch'essa, perché ha vinto 3-0 con la Repubblica Ceca, con la Macedonia del Nord che abbiamo appena citato e con Montenegro, e poi ha fatto 3-1 con la Danimarca. L'unica partita persa è stata quella con la Polonia, 3-1. È indicativo secondo voi questo risultato nell'ottica futura sia dell'Italia che della Polonia? No, non credo. No, non significa nulla. Ma non lo so, io te l'ho detto, io non riesco, ma da sempre, a guardare le partite né da tecnico né da gioco, io lo guardo da tifoso. Ma va bene, allora Olanda-Italia di stasera, da tifosa. Olanda-Italia di stasera, 3-1 per l'Italia, anche se l'Olanda farà una grande partita, c'è l'opposto, non c'è... C'è l'opposto, Nimir. No, la cosa che mi salta un attimo agli occhi, vorrei capire se... perché in Italia il tecnico della nazionale non ha il doppio incarico e poi giochiamo con tutta Europa, dove, se ho capito bene, Piazza allena l'Olanda e poi allena in Italia, Santarelli allena Turchia, la Turchia e poi allena il club. Ma può essere che questa cosa vada un po' rivista? No, va rivista nel senso che va copiato il modello italiano, secondo me. Perché secondo te bisogna fare secco? Sì, non c'è il doppio incarico. Secondo me è complicato. No, infatti, si toglie spazio qualcosa. Ho capito, e però poi... questi vincono, a parte, vabbè, Piazza, questi qui, dico, a parte De Giorgi, forse più nella femminile. Forse magari, ma non lo so, lì Santarelli veramente nella femminile, non so, è in questo momento ha un fluido magico perché qualunque squadra prende la fa via di Santarelli, magari fa eccezione, però dico in linea di massima, Donatella, siccome fare l'allenatore di una nazionale con gli eventi internazionali, tornei internazionali che si susseguono sempre, cioè tu devi stare aggiornato non soltanto sui tuoi giocatori e seguirli, ma anche sugli altri, quindi il lavoro è talmente complesso che ritengo che sia giusto dedicarsi a quello. Infatti, se non sbaglio, la Francia ha dato l'out-out a Gianni, o no? Infatti, gli ha dato l'incarico secco soltanto, ma credo che anche lui fosse contento di questa scelta, no? No, probabilmente sì. Dalle interviste che ho letto, lui era molto contento di questo, di dedicare totalmente il suo impegno alla Francia. L'Olimpiade in casa, arrivano da campioni. Cioè, l'obiettivo è Parigi 24. Insomma, se la devono giocare. E quindi, no, io dicevo questo fatto, siccome hanno perso con la Polonia 3-1, potrebbe essere un discorso che dia conforto all'Italia, nel senso che come livello l'Olanda sicuramente è una squadra abbordabile, nonostante sia molto forte, no? Sì, secondo me è abbordabile l'Olanda, insomma, se tra virgolette, con tutto il rispetto per tutti, ci spaventiamo di giocare con l'Olanda, no? No, infatti noi non ci spaventiamo stasera, quindi Italia-Olanda 3-1. Però io ho la sensazione che noi abbiamo una grandissima squadra, che è una squadra comunque giovane, perché se parliamo soltanto di Micheletto, La Via, e quindi gente comunque di responsabilità, perché quando parlo di Micheletto e La Via parlo dei 2/3 della ricezione, e quindi i 2/3 della ricezione sono affidati a 2 ventenni o più o meno o giù di lì. Quindi loro, secondo me, vincendo l'europeo e poi il mondiale dopo, non so, 98, 2022, 20 e passanni, hanno compiuto qualcosa di straordinario, però non è semplice vincere, ma voi sapete meglio di me che è ancora più dura la riconferma. E quindi io direi che fa bene De Giorgi, nel senso che bisogna avere equilibrio. E quindi bisogna sapere anche in che condizioni ci si trova. Si trova con dei ragazzi che hanno fatto molto di più di quello che la gente si aspettava nelle competizioni prima, e nel momento in cui dovesse accadere, che non accadrà, ma se dovesse accadere un passo falso, non è che significa che non si è fatto nulla, no, certo. Significa che la squadra è giovane ma io penso potrebbe accadere. Ovviamente si pensa al presente, ma secondo me lui sta pensando molto in prospettiva Parigi 24.
Cioè, va bene l'europeo, se mi salta l'europeo mi va bene perché ho fatto esperienza. L'obiettivo c'ho il finale. preolimpico fra 15 giorni, io vado all'Olimpiade, poi a luglio 2024 se ne parla. Sì, io la parola che ha detto lui è, secondo me, fondamentale, è l'equilibrio. Questa squadra è molto equilibrata, cioè non c'è come in altre la prima donna, perché non si dice il primo uomo. Fortunatamente questo è un unico termine dove viene garantita la parte femminile. Non c'era una prima donna, tutti i reparti sono equilibrati. Abbiamo un fortissimo palleggiatore, un fortissimo libero. Non è come per esempio l'Olanda che ha questa bocca da fuoco, no? Che è Nimir, devo leggerlo, Nimir Abdelaziz, il 31enne che ha giocato a lungo anche in Italia. Lui è stato a Treviso, a Cuneo, Milano, Trento e Modena. Tranne l'anno scorso poi se n'è andato anche lui in Turchia, perché Turchia in questo momento si accaparra i giocatori migliori. Ripeto, l'Olanda ha uno squilibrio perché ha questo giocatore fortissimo e magari negli altri settori non dico che è balbetta, però non ha lo stesso livello di gioco. Quindi direi che su questa partita possiamo chiudere e finalmente arriviamo alla mia rubrica. Ma sono tutte e due le rubriche. Alla mia rubrica dei numeri. 2 più 2 ha fatto 5. E siamo ai numeri degli ottavi. Negli ottavi di finale di questo europeo sono state giocate 8 partite. Grazie. Lo dico a mia sorella che è quella che proprio con gli europei li guarda proprio così. L'abbiamo capito ormai che sta qui per fare un po' di colore, ma non di più. Quindi 4 partite sono finite 3-0 e mantenendo il trend dello squilibrio fra le squadre di prima fascia e le altre. Questi 3-0 sono stati Italia-Macedonia del Nord, la Serbia contro la Repubblica Ceca, l'Ucraina, il Portogallo e Francia-Bulgaria. Vi risparmio i dettagli, cioè di quanti punti ha fatto l'una e quanti punti ha fatto l'altra, perché mi rendo conto che è rilevante. Questa rubrica dei numeri io l'avevo fatta con un altro intento, in effetti. Avrei voluto parlare molto di più delle statistiche, cioè quello che prendono proprio gli scoutman, quelli che sono fondamentali per gli allenatori, cioè quelli che ti dicono 80% di attacco, 70% di ricezione buona, cioè quelle cose che purtroppo da questo punto di vista non sono stati seguiti. Sicuramente lì nell'ambiente, nel circuito è chiaro che ci sono, però non c'è stata divulgazione giornalistica di questo, cioè io non ho trovato da nessuna parte le statistiche delle partite, le statistiche relative ai giocatori, quindi mi sono dovuta un po' arrabattare su questa storia dei numeri. Ritornando, ho detto 4-3-0, una è finita 3-1, la Polonia-Belgio di cui abbiamo già accennato, perché la Polonia ha vinto facili i primi 2 set, poi come spesso capita a pallavolo il terzo set ci si rilassa un attimo, tante volte è successo anche a noi, diciamo, e si perde il terzo, ma poi si riprendono le redini tranquillamente del discorso della partita e lì la Polonia ha battuto 3-1 il Belgio. 3 altre partite invece sono finite 3-2, finalmente si è visto un po' di battaglia sul campo perché siamo stanchi di tutti questi 3-0. E di queste 2 sto quasi per chiudere, 2 hanno avuto un andamento diciamo uguale in entrambi i casi. La squadra che poi ha vinto era in vantaggio da 0, perde 2 set, quindi vanno 2 pari, però alla fine al quinto tutte e 2 hanno vinto 15-12. Sto parlando di Olanda contro la Germania e la Romania contro la Croazia. Invece sintomatico invece il risultato della Slovenia sulla Turchia. La Slovenia ha battuto la Turchia dopo essere stata sotto di 2 set, quindi perdeva 0-2 e poi ha fatto una rimonta pazzesca e ha vinto 15-13 al quinto, quindi diciamo che la Turchia può abbondantemente mordersi le mani. Un ultimo devo chiudere, a margine c'è il numero 23, perché il numero 23? Perché sono gli anni che oggi compie il giocatore dell'Olanda Benny Toornstra, che oggi compie 23 anni, ma purtroppo non dovrebbe poter festeggiare, ce lo auguriamo, non per lui, ma insomma per l'Italia. Sì, solo il compleanno, perché festeggi solo il compleanno e basta. Cosa volevi dire? Prego. No, vabbè, non c'entra niente nella rubrica dei numeri. No. Volevo solo chiedere a Giovanni, questa formula di 24 squadre l'avete già detto, ragazzi. Sì. È chiaro che non lo so a cosa serve, a cosa servirà, perché mica la FIVB si inventa le cose,
però è chiaro che gli appassionati di Finale, pallavolo semifinale, amano come vedere le sfide certo, avvincenti. equilibrate, Poi sì. quello che succede è un po' lo share televisivo lo dimostra, è che quando si arriva poi alle fasi finali, dai quarti, soprattutto le semifinali, lo share si alza sale di 10 moltissimo. volte. I Quindi numeri. l'interesse è proporzionato alla qualità del servizio, della partita. Della partita. Con questo per i numeri oggi ho concluso il libero mia sorella da questa incombenza e quindi adesso ti ridò la parola anche per Grazie, ne ho per dare facoltà. spazio, tu lo sai, l'ospite è tutto tuo. Ok, allora Giovanni, in settimana scorsa ci sono stati i premi Barbagallo, 23esima edizione. No. Allora, i premi Barbagallo abbiamo deciso di non dare il numero di edizioni, nel senso che quest'anno abbiamo dato i premi Barbagallo 2023. Ah, ecco, io mi ricordavo il 23, con i numeri io non sono amiamo, sempre... non amiamo Chiedo diciamo la ricorrenza, per noi è una festa, noi festeggiamo il padre fondatore della Pallavolo Rumi e quindi ogni anno, quest'anno è il 2023, premio Antonio Barbagallo 2023, proprio l'altro ieri al centro sportivo Giunic Lavinaio e ci teniamo tanto. È stata una bella manifestazione, avete fatto tanta festa, ho visto premi particolari. Bellissima perché per la prima volta lì al Lavinaio, quindi c'era anche diciamo una situazione legata al professore Barbagallo, mio padre proprio è nato lì al Lavinaio, quindi portare i premi per la prima volta al Lavinaio è stata un'emozione grande, poi tutto è andato veramente alla grande. I premiati sono stati 2 giovani che hanno ottenuto risultati straordinari. Stiamo vedendo infatti le immagini di questa bellissima manifestazione. Esattamente, stavo dicendo appunto pochi premi, però abbiamo cercato di dare dei messaggi importanti. I giovani sono sempre al centro della nostra attenzione, quindi Simone Orto, cresciuto alla scuola di pallavolo Rumi dai 6-7 anni, l'anno scorso con Bonitta a Ravenna esordito in O2, ha fatto il campionato campione d'Italia Under 19, miglior libero d'Italia, quindi grande soddisfazione per tutti. Poi nel femminile, perché anche lì ci capita di coltivare qualche talento, c'è Anna D'Alessandro, è stata premiata anche lei, che ha esordito con la nazionale Under 16 a luglio in Croazia con un torneo internazionale, e questi sono frutto di un lavoro importante. Gli ultimi 2 premi sono stati, uno per me molto importante perché è la prima volta che premiamo un tifoso. Sì, l'ho sentito. È il simbolo secondo me del tifoso, dell'appassionato, di colui il quale veramente lo conosce tutta Catania. Lo conosce tutta Catania e credo anche oltre. E Biccherai, devo dire che quando ho deciso di dargli il premio mi sono chiesto: ma a chi lo stiamo dando? A Biccherai. E come si chiama Biccherai? E come si chiama? Non lo sa nessuno. Giuseppe Cimino. Ah, visto, abbiamo imparato una cosa. Anch'io ho imparato il nome di questo grandissimo personaggio, secondo me, dello sport catanese, e l'ultimo, ma non in ordine di importanza, a Mariano Izzo, perché noi da quest'anno abbiamo creato un nuovo soggetto sportivo che si chiama Rumi Giunic Sport, che comprende la pallavolo Rumi e il centro sportivo Giunic, quindi nell'ottica che ritorniamo ad essere una polisportiva, il personaggio che un po'... Giunic, Giuliano, Nicolo? Giunic sono Giuliano e Nicolo, sono i miei figli e non ho molta fantasia, quindi vado sul pragmatico, sul pratico. Padel, ti sei dedicato al padel, anche tu sei stato preso dal padel. Diciamo che mi dedico a nuovi progetti e sicuramente il centro sportivo era un progetto che avevo in mente non da tanto, ma da quando c'è stata la vicenda del Covid ho iniziato a capire che probabilmente bisognava differenziare, bisognava avere anche qualche spazio all'aperto, e quindi l'idea più del padel è gli sport all'aperto, quindi padel, adesso abbiamo la scuola calcio, a breve avremo il campo da beach, quindi... E quando farai la piscina io insegnerò Pilates in acqua. L'ultima battuta, padel, sport preferito dai pallavolisti, mi dicevi che Valdo Cantor, l'allenatore della Saturnia, è bravissimo? Ho avuto il piacere di vedere giocare dal vivo Valdo Cantor sia da giocatore di pallavolo e sia da giocatore di padel, è veramente uno spettacolo, sia il pallavolo ce lo diamo tutti, a padel magari
non lo sanno in tanti, ma veramente complimenti Valdo, straordinario, è stato un onore averlo lì ai nostri campi La pallavolo Rumi mese quest'anno cosa farà? Quest'anno rilancia come sempre, cercherà i nuovi talenti, già tanti sono in giro per l'Italia, qualcuno l'abbiamo accennato prima, tanti altri ce ne sono e adesso andiamo a scovare i prossimi. Abbiamo già una base molto importante. Credo che la testimonianza, io ho fatto conto che invece a me i numeri piacciono, Tiziana, e quindi hai trovato un alleato. Meno male. I numeri dicono questo, che dal 2019 al 2023 in Sicilia sono stati assegnati 23 titoli regionali che poi ti danno accesso alla finale nazionale e la Pallavolo Rumi ne ha vinti 19. Su questi 23? Su questi 23 in Sicilia e quindi ha rappresentato la Sicilia 19 volte dal 2019 al 2023 a giugno, 19 volte la Sicilia alle finali nazionali dove si assegna lo scudetto, ma non è finita perché in queste finali nazionali ci sono state 2 semifinali scudetto e una finale scudetto purtroppo persa con Falconara. Quindi il taglio è quello, nel femminile è un po' più complicato, ma l'idea è sempre quella di coinvolgere quanti più giovani e se c'è qualche talento lo lanciamo. Insomma, ho capito che qui c'è tantissimo ancora da conoscere, quindi saremo costretti a invitarlo perché non è siamo un vulcano. Esatto, ma non siamo costretti, proprio lo vorremmo di nuovo accanto a noi perché veramente ha tanto da dirci e tanto da confermare. A questo punto il nostro tempo a disposizione, come dicono quelli bravi, è finito e quindi io vi do appuntamento, anzi noi vi diamo appuntamento a sabato mattina, sabato 16, subito dopo quella che sarà la semifinale, quindi avremo già i nomi delle squadre che andranno a fare la finale poi domenica e quindi... La finale sabato, sì, va bene. Ecco, io sbaglio sempre le date, anche se sono fissata con numeri, meno male che lei mi bacchetta sempre. Quindi, no, non è che ti bacchetto, no, ti ho ricordato. Mi riporti all'ordine. La finale, terzo, quarto posto, primo e esatto. Spero di non aver fatto troppe gaffe come quella madornale dell'altra volta, per la quale spero mi abbiate perdonato. E vi salutiamo, appuntamento a sabato mattina. Buon europeo a tutti. Grazie a tutti, a presto, complimenti ancora.